segreto per convincervi ad uscire? Allora, sembrerebbe che un alto dirigente ci inviti a parlare per vedere se troviamo un accordo, intanto a livello locale e poi quelli di Milano nei prossimi giorni. Così, al termine di un'altra mattinata di forti tensioni a Montebelluna, con il blitz di alcuni risparmiatori armati di cartelli e magliette con le scritte "Per noi nessuna intesa". E oltre ai soldi mi hanno rubato la dignità anche. Siamo veramente alla frutta alla frutta. Non abbiamo più una prospettiva che avevamo 2 o 3 anni fa. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Ai risparmiatori non piace il decreto in discussione in questo momento in Parlamento. A fare da pacere il sindaco Marzio Favero. I soci, quando hanno comprato azioni, per lo più non l'hanno inteso come un'azione di investimento, bensì come un'azione di risparmio, e oggi costituiscono buona parte della clientela delle ex popolari, e quindi anche Banca Intesa deve farsi parte diligente per convincere il governo che quanto verrà recuperato dalla bad bank dovrà essere restituito ai soci. Intanto in Commissione Finanze la Camera al via l'esame delle 500 proposte di modifica presentate dai deputati, in gran parte a firma del Movimento 5 Stelle, che in diretta sui social ha fatto irruzione nell'aula protestando. Per la prima volta non solo si fa un decreto per salvare i banchieri, ma il decreto viene scritto direttamente dai banchieri, dicono. La Banca Intesa San Paolo ci dia la possibilità di avere un ristoro, perché se no noi l'unica forza che abbiamo è quello di contestare e combattere ogni giorno. Andremo a trovare anche i vecchi dirigenti delle banche a casa sua, magari a prendere il caffè con loro senza nessuna ostile idea. Parziali ritocchi al testo ammessi dal PD, ma che lascerebbero comunque invariato l'impianto complessivo del decreto.